Salve a tutti, vediamo ora in un sistema di coordinate come si calcola la distanza tra due punti e come si calcolano le coordinate del punto medio di un segmento. Quindi in generale in un sistema di coordinate abbiamo due punti A e B e ci interessa sapere quanto è la loro distanza tra A e B. Abbiamo le coordinate. Allora, la distanza è questa, però notiamo che noi possiamo disegnare così un triangolo rettangolo e la distanza che ci interessa è l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo. E quindi possiamo usare il teorema di Pitagora: ipotenusa al quadrato è cateto al quadrato più cateto al quadrato. E allora l'ipotenusa, che è la distanza, è la radice quadrata di un cateto al quadrato più l'altro cateto al quadrato. Adesso bisogna capire quanto è un cateto e l'altro, ma se questa è l'asse x, qui abbiamo questa distanza qui, è abbastanza ovvio che la coordinata x del punto B meno la coordinata x del punto A. E questa distanza, guardata lungo l'asse y, questa distanza in verticale è y del punto B meno y del punto A. Qui l'ho indicato. Quindi la distanza è radice quadrata di xb meno xa al quadrato più yb meno ya al quadrato. Allora, qualcuno, se voi andate a cercare le formule, a volte è scritto come xa meno xb al quadrato, ya meno yb al quadrato, ma questo è dovuto al fatto che xa meno xb è l'opposto di xb meno xa, oppure l'inverso, no? Cioè uno è l'opposto dell'altro, volevo dire. E quindi se sono opposti, quando li mettiamo al quadrato diventano uguali, quindi è uguale quell'altra formula, equivalente. Comunque da questa si vede proprio dal disegno che deve essere così la formula. Adesso applichiamola in questo caso. Allora, x di b è 4 meno x di a meno 2, 4 meno meno 2 al quadrato, qui yb è 1 meno ya meno 3, 1 meno meno 3 al quadrato. Adesso 4 meno meno 2 fa 4 più 2, 1 meno meno 3 fa 1 più 3, non dimentichiamoci poi di mettere al quadrato. Qui è 6 al quadrato più 4 al quadrato, 36 più 16 viene 52, radice 52. Adesso si può andare a semplificare ancora radice di 52. 52 è 4 per 13 e quindi radice di 4 lo calcoliamo è 2 radice di 13, questa distanza. Ok, poi ancora una cosa: se noi abbiamo un segmento AB e ci interessa trovare le coordinate del punto medio S, è molto facile da ricordare. Le coordinata x del punto medio è semplicemente la media. La media sarebbe la media aritmetica delle coordinate x dei due punti degli estremi, xa più xb mezzi, e per ys è uguale ya più yb mezzi. Quindi vediamo qua, xa meno 2 più 3 mezzi, ya 1 più 4 mezzi, 4, meno 2 più 3 fa 1, un mezzo, 1 più 4 5 fa 5 mezzi, un mezzo 0,5, 5 mezzi, 5 diviso 2 fa 2,5, e qua se vediamo sul disegno insomma ha senso 0,5, 2,5. Comunque potete farvi il disegno preciso con i quadretti e vedere che quello è proprio il punto medio, potete misurare col righello. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.